è importante. Bene, lo tengo io. Ah, ok. A Lula si parla il sardo, si figuri tutte da usare di Lugula. E io sono nata nel 70. In Logula, neanche il Lugula, Lula, anche i toponimi certo, sono certo. Vengo anche da una famiglia, insomma, tutto sommato semplice. E quindi cosa è successo? Quando io ho iniziato ad andare a scuola e quindi anche all'asilo, perché allora si chiamava così, a casa mi hanno insegnato a parlare l'italiano, cioè io parlavo l'italiano. Ma siccome a Lula si gioca a Gallesa Carrera, quindi io quando uscivo a giocare, quando rientravo da scuola e rientravo dall'asilo, io giocai a carrera con gli altri bambini erano su sardo e quindi io mi trovavo in difficoltà e io stessa ho iniziato a parlare in sardo e quindi da allora sardo e italiano, più sardo adesso perché io quando torno a Luvula io uso sardo, cioè mi guarderebbero in modo strano se io a Lula parlassi in italiano, quindi è stata proprio una scelta mia di bimba che ha un pochino lottato con la scelta della mia famiglia che invece voleva impormi, come diceva Thomas, sin dall'inizio l'italiano e poi invece è arrivato l'usardo, gli hanno usardo e mi piace andare l'usardo. Questa è la mia piccola. E stiamo parlando degli anni 70, Lula, centro del Nuorese, Barbagia, quindi. Cuore della Sardegna. No. Questa domanda è una domanda che vi dovete fare, perché non avendovi insegnato la lingua che parlavano loro, vi hanno tolto qualche cosa. Nel senso che al microfono. In casa mia è molto diverso perché a me, con me, mamma e nonna e anche zio parlano solo il sardo con me. E io gli rispondo in italiano perché non l'ho ancora imparato molto bene, però alcune parole le so già, quindi a volte parliamo anche il sardo. E allora sempre di più devi farlo. Comunque dai, io scrivo soprattutto di fatti di storia. Infatti ve ne parlo di due, poi vi presento i libri per capirlo di più. Due episodi. Nel 1904 a Bugerru, che è una cittadina della Sardegna mineraria, c'era una miniera. Un giorno gli operai hanno scioperato, il padrone ha chiamato l'esercito ha sparato e ha ammazzato alcuni degli operai e poi sono successe altre cose. Questo è un fatto storico e quindi se voi lo trovate nei libri vi dice che a Bugerru c'è stato questo eccidio perché c'era una compagnia mineraria, i proprietari erano i francesi, c'è stata questa protesta, il perché eccetera. Adesso vi racconto una storia realmente accaduta, poi con questo microfono io litigo sempre, non so se sta funzionando. Questo è un bronzetto, è la riproduzione di un bronzetto sardo. Questo bronzetto probabilmente era infisso con del piombo, questo è bronzo, in un altare all'interno di un tempio nuragico, perché i nuragici cosa facevano? All'interno dei loro templi, che non erano i nuraghi, erano diversi, spesso erano diversi dai nuraghi, si chiamano templi a Megaro, all'interno di questi templi hanno trovato dei basamenti di pietra su cui i nuragici infiggevano col piombo questi bronzetti e creavano delle vere e proprie rappresentazioni bucoliche. Quando terminò la civiltà nuragica, questo bronzetto finì sottoterra, come la maggior parte di queste sculture. E dopo qualche millennio, dei tombaroli andarono a frugare, a scavare, trovarono il bronzetto e lo vendettero. Il bronzetto, dopo essere finito in una collezione probabilmente svizzera, perché in Svizzera c'è maggiore libertà su questo, mentre in Italia sul commercio dei beni culturali, delle opere d'arte, dopo essere finito in una collezione in Svizzera, il bronzetto l'anno scorso è finito in vendita in una casa d'aste londinese che si chiama Christie's, molto famosa, forse la casa d'aste più famosa al mondo. Noi con la nostra associazione, che abbiamo una pagina Facebook con 100.000 followers, quindi abbiamo una buona visibilità, sono i 100.000 followers attraverso i quali abbiamo ricavato poi le 45.000 foto, fatto il geoportale, insomma una risorsa importante. Però potrebbe essere andata anche in maniera diversa.
Nel senso, voi immaginate che un ragazzo un giorno va in campagna tanti anni fa, qui nel vostro territorio, e un giorno passeggia con il nonno dove ci sono delle rovine di un vecchio nuraghe, se ne trovano dappertutto, è piena la Sardegna, e il nonno a questo ragazzino gli racconta di quando hanno scoperto questo nuraghe, che prima non c'era niente, quando lui era ancora giovane, quindi parliamo di tempi abbastanza lontani, e poi sono arrivate delle persone che venivano da fuori, dal continente, come si diceva prima, che erano molto incuriosite e che hanno cominciato ad andare a scavare in questo nuraghe. E lui, il nonno, quando era piccolino, ricordava, spiava, perché gli piaceva tutta questa curiosità di questi che arrivavano. In genere chiediamo sempre, chi di voi parla sardo? Parlo solo il sardo a mio padre. E perché non te l'ha insegnato? No, lo parlo. Ah, tu lo parli? Sì. E della parte di mia madre Meno. sì. No, però io direi, perché ho fatto una domanda, quindi alcuni di voi, i vostri genitori, fra di loro parlano in sardo? I genitori no, nessuno dei vostri genitori parla in sardo. Scusa, beh, ce l'hai il coraggio, se te lo dico, di andare da tua mamma e dirgli, ma perché come non parli la lingua che hai parlato, che ti ha insegnato tuo padre, tua madre, tuo nonno, e perché io non devo conoscere il portoghese? Ti rendi conto che sarebbe bastato che lei ti parla in portoghese e tu, anziché conoscere una lingua, ne conosci due. E si sa che due è sempre meglio di uno.